Ben ritrovati, 17, 29 minuti e 51 secondi di nuovo in diretta, dunque con la nostra edizione straordinaria per continuare a parlarvi dell'emergenza coronavirus e tutti gli aggiornamenti. Vi ricordo velocemente il bollettino di questa mattina che parla di quasi 10.000 casi positivi in Veneto. Parliamo dei casi attualmente positivi. Nel computo poi dell'azienda Zero della regione ci sono tutti coloro che sono stati casi positivi in questa emergenza, quindi 11.588, ai quali vanno tolti ovviamente i negativizzati, coloro che sono guariti, e poi purtroppo i decessi, che nel bollettino di questa mattina erano 10. Come sempre fra un'ora circa dovrebbe arrivare il bollettino serale e capiremo se ce ne sono stati altri decessi, se c'è un aumento di casi positivi, più 181 il dato di questa mattina, e ricordo 9.943 casi positivi attuali in Veneto. Questo è l'aggiornamento, insomma, dei dati che vi diamo sempre all'inizio delle nostre dirette per fare il punto della situazione. Ma poi oggi, l'abbiamo detto a lungo nel corso della prima parte dell'edizione straordinaria, è un giorno importante perché da Roma possono arrivare risposte fondamentali per l'emergenza coronavirus. Sappiamo che il decreto scuola è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, ne parliamo fra pochissimo, ma cerchiamo anche di capire qualcosa sul decreto liquidità, ad esempio, molto atteso, di cui si sta ancora parlando, credo, in Consiglio dei Ministri. Lo chiediamo direttamente alla sottosegretaria al Ministero dell'Interno, Achille Variati. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Sì. Allora, lei è la nostra fonte, diciamo, ufficiale. Il Consiglio dei Ministri è in corso e sta ragionando sul fondo di garanzia alle imprese, che è fondamentale perché dobbiamo dare liquidità alle imprese, a tutte le imprese, sia le piccole, piccolissime imprese, fino a pensare alle imprese medie che hanno necessità di avere liquidità per pagare e non interrompere la rete positiva, diciamo, della liquidità. C'è una discussione perché si cerca di dare la massima garanzia alle banche che poi devono effettuare i prestiti di liquidità. Ecco, degli articoli, comunque dei provvedimenti che abbiamo visto in questi giorni, insomma, in forma di bozza e che sono circolati in questi giorni, quali secondo lei, insomma, sono confermati o potrebbero essere confermati? Innanzitutto ci dovrebbe essere una fascia. Uso il condizionale perché la discussione è ancora in corso, una fascia in cui la discrezionalità della banca, grazie alla garanzia al 100% dello Stato, dovrebbe essere annullata, cioè uno si presenta fino ad una liquidità di, si era parlato 25.000, 50.000, adesso vediamo, la banca dovrà dare con procedura veloce questo prestito e quindi assicurare la liquidità nei conti dell'azienda. Per le altre fasce, fino ad arrivare a fasce molto importanti, oltre i 5, forse addirittura 10 milioni di euro per azienda, parlo di aziende ovviamente importanti, anche in questo caso noi dobbiamo fare in modo che la burocrazia sia minima e la garanzia, che potrebbe variare tra l'80 e il 100% dello Stato, dovrebbe essere sufficiente perché la banca, con una procedura snella, assicuri la liquidità. Altro tema di cui abbiamo letto è il Golden Power, anche questo è un tema importante. È un tema importante anche questo, che è pure in fase di discussione. Senta, la liquidità è fondamentale, in questi giorni lo stanno chiedendo tante le imprese. C'è poi il tema di cui si sta parlando e si continua a parlare anche oggi a livello regionale, il cosiddetto calendario eventuale di riaperture. Su questo si sta parlando, si sta discutendo. Sarà necessario anche, come dire, avere una unità di intenti con le regioni? Assolutamente sì. Tenga presente che paradossalmente è stato più semplice chiudere che riaprire, perché per chiudere è bastata un DPCM, un'ordinanza della regione, e si è chiuso. Riaprire è più complesso perché non esisterà un'ora X, un giorno X dopo il quale tutto tornerà come prima, né nei rapporti interpersonali tra noi,
né come aperture delle aziende. Allora qui c'è l'auspicio, io ho fatto anche una lettera aperta in tal senso in Veneto, perché se dal Veneto, che è una delle aree più produttive d'Italia, venisse d'accordo il mondo imprenditoriale, d'accordo il mondo sindacale, d'accordo anche il mondo della politica, compresa la politica regionale, venissero 3-4 criteri da passare al Comitato Tecnico Scientifico a Roma per le modalità di apertura, le modalità di garanzia nel lavoro. Questo sarebbe utile per accelerare l'apertura almeno di alcune filiere in una logica ovviamente di Veneto che fa da apripista. Sarà questione di giorni per capire tutto questo. Ecco, è difficile parlare per ipotesi ovviamente, ma lo scenario quale potrebbe essere? Una riapertura sulla base di zone oppure sulla base di alcuni settori che magari hanno più bisogno in questo momento di poter riaprire? Quale potrebbe essere? Chiaramente siamo nel campo delle ipotesi, ma uno scenario ci sarà? Ci sono tre parametri. Ecco. Le zone, a seconda che siano, che in quelle zone la curva, intanto ci vuole una curva epidemiologica nazionale che consenta di fare un ragionamento di apertura. Se questo fosse, allora c'è da considerare i territori che sono diversificati, la tipologia delle filiere, in particolare quelle filiere al servizio dei settori strategici del paese e di quelle aziende che hanno necessità di export negli altri paesi, in modo che l'assenza di fornitura delle nostre imprese non rischi per queste imprese di essere tagliate fuori dal mercato internazionale. Terzo parametro, chi verrà richiamato nel servizio lavorativo? Tutti insieme per quelle filiere? Prima i più giovani? Ecco, questi sono i ragionamenti che dobbiamo cercare di fare. Senta, oggi si diceva, però non so se poi è arrivato sul tavolo, perché sul tavolo poi leggevamo anche i laggi d'agenzia con le fonti, diciamo, di Palazzo Chigi, il decreto liquidità e il decreto scuola. Si è parlato anche delle elezioni amministrative, l'election day? Non mi risulta, però guardi che ormai posso dire questo, ancorché il decreto non è ancora stato firmato, ma diamo quasi per certo lo slittamento delle elezioni amministrative che riguardano i comuni, le regioni, diciamo agli inizi nel mese di ottobre. Ottobre, quindi potrebbe essere il mese, potrebbe essere mese di ottobre. Anche qui, sempre che la questione epidemiologica, ma insomma noi vorremmo veramente essere ottimisti per quella data e potrebbe esserci anche per un risparmio e una logica, insomma, di buon senso, in quell'election day, oltre che votare per la regione, oltre che votare per il comune, in quelle realtà comunali che vanno al voto, si voti anche per quel famoso referendum sul numero dei parlamentari che è rimasto bloccato. Quindi potrebbe esserci un quesito totale, diciamo, che prende in mezzo anche il referendum. No, con schede diverse ovviamente. Beh certo, sì, no. Lo stesso appuntamento, diciamo così. Serve però un particolare articolo di legge per fare questo election day. Ho capito. Torniamo alle imprese, poi vediamo anche le case di riposo, insomma il dibattito si è acceso anche poi con le sue parole di qualche giorno fa sulle case di riposo in Veneto. Oggi il tweet di Salvini è polemico, che dice no al MES o sarà sfiducia al governo. Ha fatto questo tweet, lei cosa risponde? Spieghiamo che ai non addetti ai lavori che il MES è il meccanismo europeo di stabilità, il fondo salva stati, ecco. Si sta lavorando a livello europeo perché per un momento eccezionale come questo servono strumenti eccezionali da parte dell'Europa e non quelli ordinari pensati in altre epoche. Chiaramente poi Salvini fa la sua parte di uomo politico, di opposizione, è il teatro della politica. Non credo piaccia molto questo teatro, però così è. Lei qualche giorno fa ci ha detto che questa settimana è cruciale per l'Europa, è vero?
Per quello che deciderà l'Europa. L'Europa potrebbe uscire molto bene da questa vicenda, riprendendo la sua capacità di essere calmieratrice di giustizia, non so come dire, di solidarietà, oppure un'Europa sorda che non capisce le esigenze del Sud Europa più colpito dal coronavirus rispetto al Nord Europa, ma quell'Europa lì sarebbe un'Europa così malandata che chissà. Ma io glielo dissi una settimana fa, voglio mantenere una idea positiva e ho una speranza positiva che dall'Europa vengano dei segnali concreti del verso che vogliamo noi. Torniamo al Veneto, lei qualche giorno fa proprio in diretta da noi poi lo ha ribadito, insomma il concetto, l'ecatombe delle case di riposo in Veneto, la risposta piccata poi il giorno dopo, ieri è arrivata da Zaia, se Variati sa qualcosa lo dica alle procure, faccia le segnalazioni, insomma lei cosa risponde? Guardi, io non ho fatto un'accusa nei confronti del presidente Zaia, che oltretutto poi sappiamo tutti, lo vediamo, quanto è impegnato giorno per giorno in questa lotta al virus. Io però ho sollevato un problema, ho messo una lente di ingrandimento su un problema che, se il presidente Zaia dice che non è un problema, vabbè, per me è un problema molto grande, e cioè è all'interno delle case di riposo che abbiamo le maggiori fragilità. E le case di riposo in Veneto purtroppo per tempo hanno avuto pochi aiuti, diciamo, sui presidi sanitari indispensabili, ad esempio le mascherine FFP2 per gli operatori, hanno avuto queste grandi difficoltà. E lì, se parte come sono partiti dei contagi, può essere un disastro. Ecco perché in questa fase gli ospedali tutto sommato hanno una situazione che sta reggendo, la grande attenzione la dobbiamo rivolgere alle case di riposo, perché abbiamo il dovere morale anche di salvare il più possibile i nostri vecchi, quella generazione peraltro che nel dopoguerra ha assicurato il benessere che stiamo godendo noi. Tutto qua, nessuna volontà polemica, ma la voglia di fare, di contribuire per un'area del virus che è terribile, perché lì dentro stanno succedendo cose veramente molto gravi. Le faccio le ultime due domande. Tornando al decreto liquidità, lei è fiducioso che in serata si arrivi alla quadratura del cerchio? Sì, assolutamente sì. Se non si arriva è non in negativo, è in positivo, perché vuol dire che alcune garanzie ulteriori che il governo vuole dare all'impresa hanno bisogno di un'altra notte con le banche e vabbè, e se c'è bisogno di un'altra notte ci sarà un'altra notte di lavoro, ma andrebbe nel verso positivo. L'ultima cosa riguarda anche il dicastero del Viminale, insomma del Ministero dell'Interno. Si avvicina questo, si avvicina, è iniziata la settimana che porta al weekend pasquale. Il timore di molti è che purtroppo, come già si è visto, non dappertutto ovviamente, qualcuno allenti la presa sulle misure, sulle restrizioni. Da questo punto di vista ci saranno controlli straordinari? Guardi, innanzitutto tutti noi dovremmo essere molto soddisfatti per come ci siamo comportati, soprattutto noi qui in Veneto. L'Imperial College di Londra ha detto, grazie alle restrizioni che l'Italia ha applicato severamente, circa 36-38 mila morti in meno ci sono stati in Italia nel solo mese di marzo, quindi 38.000 vite in Italia che continuano ad essere tali e che invece non ci sarebbero state, sarebbero morti se non avessimo adottato queste misure. Per cui questo ci deve inorgoglire nei nostri comportamenti responsabili, ma anche poterli continuarli nel ponte pasquale sicuramente. Tenga presente che ci saranno controlli severi e andare a fare una scampagnata dagli amici, con gli amici, dai parenti, non consentito, sarebbe una scampagnata che costerebbe caro, perché sarà difficile non incorrere in un posto di controllo. Vediamo di passare la Pasqua nel modo più responsabile possibile. Messaggio molto chiaro. Grazie allora da Achille Variati, grazie davvero e grazie per la sua disponibilità. Quindi avete sentito, insomma, importante
anche quello che ha detto il sottosegretario all'interno per questo weekend pasquale. Ci saranno i controlli, ci saranno anche i posti di blocco, quindi restate a casa. Avete sentito anche l'ipotesi che potrebbe essere in atto per quanto riguarda le elezioni amministrative. Non c'è ancora evidentemente e non ci sarà, a meno di clamorose ultime novità, ancora oggi un election day, ma si va verso ovviamente è chiaro che ci sarà lo slittamento. Si pensava che oggi ci potesse essere anche la data, forse nelle prossime ore, ma potrebbe esserci anche in campo l'ipotesi di accorpare le elezioni amministrative, quindi regionali e comunali, con il referendum del 29 marzo, ma bisogna fare un passaggio, diciamo, un iter ulteriore, vedremo nelle prossime ore. E il decreto liquidità è tuttora in discussione, potrebbe arrivare in serata, potrebbe essere approvato in serata, se non sarà così nelle ore immediatamente successive, ma dice Variati più tempo passa e forse meglio è, perché vuol dire che si stanno dando ulteriori strumenti, ulteriori armi in mano alle aziende in questo momento in grossa difficoltà. Nel frattempo invece è passato al Consiglio dei Ministri il decreto scuola, come vi dicevamo questa mattina, e dunque le misure per finire l'anno scolastico, le prese con l'emergenza coronavirus ci sono. Resta ancora però in piedi la data spartiacque del 18 maggio e questa data qui ancora non è ancora chiaro se si rientrerà o meno il 18 di maggio, quindi non c'è ancora una decisione, perché questa sarà basata ovviamente sul dato scientifico. Il dato scientifico dovrà essere il più preciso possibile, quindi si aspetta ancora per decidere se rientrare o meno il 18 maggio, ma i percorsi sono stati messi in campo e quindi se si torna in classe entro il 18 di maggio, dice il decreto, ci sono ancora 4 settimane di lezione e l'esame di maturità verrebbe assimilato alla prova, diciamo, normale, chiaramente modificata, ma diciamo canonica, e quindi con il 17 giugno con il tema di italiano, prova nazionale per tutti, con una seconda prova invece che non sarà a carattere nazionale ma predisposta dalla singola commissione d'esame affinché sia aderente alle attività didattiche svolte nel corso dell'anno scolastico. Il decreto stabilisce che le commissioni di esame siano composte da professori interni e da un presidente esterno, così come si era già detto, e poi ci sarebbe a fine giugno la prova orale. Per l'esame di terza media è prevista l'eliminazione di una o più prove rimodulando la modalità di attribuzione del voto finale, quindi una versione più facilitata. Questo se si ritorna in classe dopo il 18 maggio. Se invece non si ritorna in classe dopo il 18 di maggio, ipotesi peraltro più probabile, i maturandi salteranno entrambi gli esami scritti, italiano e seconda prova, e quindi la valutazione sarà affidata a un esame orale, come si era detto. Un esame che ha assicurato il ministro Azzolina sarà comunque serio, e invece salteranno gli esami di terza media e quindi la sostituzione dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione che tiene conto altresì di un elaborato del candidato, quindi la famosa tesina del candidato della terza media. Come si era detto, è previsto, nel caso non si ritorni in classe il 18 di maggio, la possibilità di integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019-2020, questi settimane e giorni di lezione perse, con un calendario scolastico che vedrebbe quindi partire dal 1° di settembre un'attività di recupero, come si era detto. Questo è il percorso della scuola che chiaramente poi diventerà concreto nel momento in cui si saprà se il 18 maggio o meno si rientrerà a scuola. Questo è il decreto scuola che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri e che prevede anche il via libera alle assunzioni chieste dal Ministero dell'Istruzione per recuperare parte dei posti liberati nell'estate del 2019 da quota 100. Si tratta di 4.500 posti che andranno ad altrettanti insegnanti, vincitori di concorso o presenti nelle graduatorie ad esaurimento, che non hanno potuto occupare questi posti lo scorso settembre perché non c'erano i posti che invece in questo momento sono importanti e saranno importanti proprio per questa attività successiva anche di recupero.
E questo per quanto riguarda le notizie che arrivano da Roma e che ovviamente si riverberano anche da noi nel Veneto. Per quanto riguarda il Veneto, l'estrema sintesi di quello che ha detto il governatore Zaia questa mattina la vediamo in questo momento, quindi la sintesi delle notizie di oggi dalla Regione. Ho sentito anche il ministro Speranza stamattina, insomma, per una chiacchierata che ogni tanto si fa col ministro per sentirlo e per capire. Io spero che si possa lavorare già questa settimana e il governo ha la mia totale piena disponibilità, ma anche immagino dei colleghi presidenti. Ho sentito anche il presidente Bonaccini questa mattina prestissimo, ovvero l'ottica di capire che comunque la nostra ordinanza, ma soprattutto il DPCM, cioè il decreto del Presidente del Consiglio, scadono alle ore 24 del giorno 13 di Pasquetta. Quindi ci sono solo due ipotesi: o costruire il provvedimento successivo, qualsiasi sia il provvedimento, di apertura, di non apertura, di quello che è, perché comunque ci vuole un provvedimento, o per revocare tutto quello che è chiuso, o per stabilire nuove regole, insomma, o lo si fa all'ultimo minuto e si rischia di fare male, oppure iniziamo a costruirlo. Abbiamo una settimana davanti e si riesce a costruire. Le regioni, anche per il tramite del nostro portavoce e il presidente della conferenza, che è Bonaccini, hanno già dato piena disponibilità a lavorare. Si parla anche di cabina di regia, insomma, sia quello che sia, l'importante si faccia. Per noi veneti questa resta la settimana definitiva, insomma, questi sono i giorni, diciamo, del trend. Avete visto, le terapie intensive sono diminuite di altre 8 unità e non stiamo abbassando la guardia, stiamo ospitando anche pazienti da fuori adesso. Abbiamo iniziato un po' da qualche giorno. Siamo felici e preoccupati. Siamo felici perché i dati ci dicono che il lavoro fatto dai veneti pesa sulla statistica, pesa sui dati, e quindi ognuno di noi può dire: se ci sono stati meno morti in Veneto lo si deve al fatto che tutti i veneti sono stati in casa, hanno rispettato le regole. Guardate che questo è un merito dei veneti. Cioè, noi abbiamo avuto sicuramente un blocco del contagio, preoccupati perché nel momento in cui si apre dovremo capire cosa accadrà per il virus. Il virus c'è, noi continuiamo a trovare positivi e il virus ci preoccupa. Avete visto anche la notizia di oggi di Johnson, si dà Johnson in terapia intensiva, ed è esattamente, vi ricordate quando quel giorno vi ho detto vedrete che problemi avranno con l'immunità di gregge? Resta solo il pastore con l'immunità di gregge, gregge sparisce tutto. Lo dico perché bisogna anche apprezzare il lavoro che si fa. Se noi avessimo ascoltato tutti quelli che all'inizio non condividevano nulla, era una stragrande maggioranza, perché le prime ore noi andavamo col carro armato e qualcuno diceva: ma non c'è neanche la guerra, di cosa stanno parlando sti qua? E ricordiamocela la storia. Allora noi abbiamo fatto delle scelte, lo dico da solo, coraggiose, eroiche, controcorrente. Insomma, quando io ho proposto la quarantena per i ragazzi in età scolastica che provenivano dalle zone infette della Cina, non dalla Cina, dalle zone infette, mi sono preso da razzista. Oggi c'è qualcuno che si scandalizza se si parla di quarantena? Qual è il linguaggio comune? Dove stai facendo la quarantena? Allora, vedete, cioè, non si può rivendicare qualità dell'amministrazione e poi quando qualcuno ti propone qualcosa, se esce dai canoni della quotidianità, pensi sempre che sia una roba sbagliata. Io capisco che i cambiamenti sono sempre un problema, però guardate che queste scelte che abbiamo fatto oggi ci permettono di dire, insomma, che un po' di argine lo abbiamo fatto tutta sta vicenda. Detto questo, vi dico che quindi sta settimana dobbiamo continuare a rispettare le regole. Ringrazio tutti per il grande sacrificio che stanno facendo. Ringrazio, non mi stancherò mai di ringraziare i ragazzi, e voi li dovete valorizzare, dovete fare servizi sui giovani del Veneto che restano in casa. Non li vedete in giro per la strada, vi siete accorti che vedete anziani ma ragazzi non ne vedete, e ci sono, ne nascono ancora un centinaio al giorno, fra l'altro ci sono, solo che sono assolutamente parte di questa partita. È diventata quasi una gara, no? Lavoriamo tutti assieme, c'è questo network di giovani, questa comunità che è silente ma non assente, è silente, cioè non fa rumore ma non è assente, che sta veramente lottando assieme a noi.
E ai ragazzi gli dovete dare questo riconoscimento. Ancora non ho visto grandi lavori da parte vostra, ne dovete fare di più. Avete fatto un gran lavoro di assistenza, però sui giovani io veramente vi prego di fare qualcosa di più approfondito, perché aver 15, 16, 17, 20 anni, 21, 22 e essere chiusi in casa ormai da un mese, cioè già ti dà fastidio se ci stai con la febbre una settimana. Pensate a starci un mese in perfetta forma fisica, vedere fuori le piante che fanno le foglie, il sole 23 gradi ieri c'erano, e sentire gli uccelli che segnano la primavera, insomma, che la primavera è sbocciata. Insomma, i ragazzi per me fanno un sacrificio che è encomiabile, punto, non aggiungo altro. Volevo aggiungere due considerazioni. Tanto continuare a ringraziare, e ce l'abbiamo già, ringraziare i donatori, stanno crescendo. Io posso dirvi che stiamo andando attualmente verso i 30 milioni di euro. Sì, posso dire, mi prendo la briga di dire che c'è un grosso donatore, però ancora non l'ha fatta la donazione, ma vi dico io che si va verso i 30 milioni di euro, quindi facciamo un bel salto in avanti. Sì, quello da 7 milioni, bravo. E poi volevo anche ricordarvi qualche altro donatore. Come sapete ogni giorno vi leggo qualche nome: 70.000 euro Tosina Andrea, 70.000 euro UBS fiduciaria, 70.000 euro Unione Sindacale Regionale CISL del Veneto, 68.000 euro numero 8 SRL, 66.000 euro Progeco, 50.000 euro Canarbino, 50.000 euro 5 Stelle del Veneto, 50.000 euro la marca Vigni Spumanti, 50.000 euro Prealpi San Biagio di Callalta, 50.000 euro Cevir, 50.000 euro Lago SPA, 50.000 euro SEA Società Elettromeccanica, sono finite le lettere forse, 50.000 euro DB Group SPA, 50.000 euro Ursus SPA, 50.000 euro Ance Veneto. Mi fermo ai 50.000 euro. Ricordo sempre i main sponsor, che sono 5 milioni di euro dati da Ennio Doris, dal signor Doris, 2 milioni di euro più 3 milioni da De Longhi, dalla famiglia De Longhi, poi la famiglia Zoppas 1 milione di euro, Enrico e Franco Zoppas, 500.000 euro il signor Fassa della Fassa Bortolo SRL, 500.000 euro Rino Mastrotto Group, 500.000 euro Cereal Docs e poi tutti gli altri. Quindi veramente un ringraziamento di cuore. Ultima considerazione: il 15 c'è una scadenza che a voi è sfuggita. Voi vi ricordate che uno dei primi giorni noi siamo venuti qui e abbiamo presentato il piano delle restrizioni delle attività sanitarie in Veneto, la chirurgia solo quella oncologica, le robe straordinarie, perché dicevamo: guardate che noi avremo il problema di avere, e li abbiamo avuti, 3.500 pazienti Covid, e quindi c'era tutto il tema delle terapie intensive, delle attività degli ospedali Covid, e quindi ci scade. Quindi noi stiamo ripensando a una riscrittura di quell'ordinanza, e vi dico che io ho anche la speranza di pensare, anche se ci riuscissimo, quasi anche di revocarla. Insomma, la speranza è quella di revocarla, però non ve lo so dire, perché adesso dobbiamo valutare i carichi di lavoro, gli impegni degli ospedali, e quantomeno vedremo di capire quanto ridimensionabile sia. Dall'altro vi dico che abbiamo detto stamattina, come al solito abbiamo le 2 videoconferenze al mattino, ho detto ai direttori generali, in particolar modo al dottor Scibetta e al dottor Simoni, di farci pervenire per oggi un'idea di inizio di ripartenza di 2 ospedali principali, che sono lo Schiavonia e Sant'Orso. Sono ospedali con pazienti Covid, cioè coronavirus, esistono, non è che sono delle cattedrali nel deserto, sono stati ospedali strategici e lo sono, però è pur vero che magari in un'ottica di convivenza graduale, anche perché noi sappiamo che più finisce questa emergenza, più rinizia l'attività ordinaria di questi ospedali, tornano alla vita normale. Ovvio è che noi comunque identificheremo questi ospedali come sempre centri di riferimento, perché li abbiamo allestiti eccetera,
E guardate, con tutto il rispetto che ho per tutti, cioè non è che possiamo continuare a dire che i vecchi ospedali possono diventare centri Covid, perché i vecchi ospedali non sono a norma sismicamente, non hanno l'impiantistica in grado di affrontare questo. Cioè per fare un esempio, Schiavonia piuttosto che Sant'Orso sono due ospedali che hanno un'impiantistica adeguata per avere 30-40 persone in terapia intensiva o in subintensiva. Voi dite, ma cosa vuol dire? Vuol dire che i tubi non si congelano, perché l'ossigeno passando in grandi quantità fa congelare i tubi. Il problema è che ad esempio hanno avuto in Lombardia sugli ospedali più datati. Cioè per dedicare uno di questi vecchi ospedali a diventare Covid Center bisogna investirsi talmente tanti di quei soldi che conviene rifarlo nuovo. Fidatevi, se no insomma c'è la scoperta dell'acqua calda, no? Zaia non si è accorto che all'ospedale di Pieve di Soligo e fa il Covid Center a Vittorio Veneto. Parlo della mia zona così nessuno non si offende, perché qua si offende sempre tutti. Ecco, allora io dico no, cioè, sapevamo che c'eravamo a Valdobbiadene, scusate, non Pieve di Soligo, a Valdobbiadene, però sappiamo che mettere in funzione per alti livelli di cura Valdobbiadene, al di là del personale, della logistica e di tutto, c'è anche un tema strutturale. Quindi vi dico, abbiamo chiesto per oggi pomeriggio che ci dicano già le prime indicazioni e cercheremo di capire. Spero che lo si possa fare con velocità. Resta fermo che al momento attuale noi siamo in emergenza. Queste le parole di Zaia, quindi nelle prossime ore potremo anche capire se ci sarà questo piano anche di, come dire, di ripartenza per Schiavonia e Sant'Orso, gli ospedali Covid, tra i più importanti ospedali appunto Covid, quindi dedicati alla questione coronavirus, e appunto c'è questa graduale ripartenza anche sul fronte degli altri pazienti. Vi faccio solo vedere il cartello dell'Iban per donare alla Regione, l'avete sentito anche nel sintesi di Zaia, il ringraziamento, ha parlato anche addirittura di un conto che ormai potrebbe arrivare a 30 milioni con le ultime donazioni di questi giorni, ma c'è bisogno ancora, evidentemente, come sapete la spesa finora della Regione è di 100 milioni di euro. Questo allora è il cartello con l'Iban, la causale e l'intestazione. Adesso andiamo velocemente in pubblicità e poi torniamo in diretta. Rieccoci allora in diretta. Una notizia di poco fa: il Venezia Calcio ha reso noto che il calciatore Antonio Junior Vacca è risultato positivo al test per l'identificazione del coronavirus. Attualmente si trova in isolamento presso la sua abitazione, le sue condizioni di salute sono migliorate e ad oggi ha superato la fase sintomatica. La società nei prossimi giorni si adopererà per attuare le misure necessarie di verifica sullo stato di salute degli altri tesserati del Venezia Calcio e dei dipendenti. Una notizia invece di servizio importante, un accordo nazionale che quindi riguarda anche il Veneto tra Poste Italiane e i Carabinieri. 23.000 pensionati a livello nazionale di età pari o superiore a 75 anni potranno richiedere, delegando al ritiro ai Carabinieri, la consegna della pensione a domicilio per tutta la durata dell'emergenza Covid-19, evitando così di doversi recare negli uffici postali. È previsto da una convenzione nazionale tra Poste e l'Arma dei Carabinieri, spiega l'azienda e anche l'Arma in una nota, per tutti i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli uffici postali, che riscuotono normalmente la pensione in contanti, anziani soprattutto ovviamente in difficoltà. Il servizio, spiegano, non potrà essere reso a coloro che abbiano già delegato ad altri soggetti alla riscossione, oppure abbiano un libretto, un conto postale, o che vivano con i familiari o comunque questi siano dimoranti nelle vicinanze della loro abitazione. Insomma, si parla di anziani in difficoltà, soli, e dunque una determinata categoria, però è uno spettro molto ampio di 23.000 pensionati in tutta Italia, che quindi potranno delegare la riscossione della pensione che verrà portata al loro domicilio ai Carabinieri, quindi anche una maggiore sicurezza evidentemente, per evitare che ci sia un affollamento degli uffici postali. A proposito di anziani, resta, e lo abbiamo sentito anche nelle parole del sottosegretario Variati poco fa, il tema delle case di riposo, in particolare nel Padovano. Allora l'ULSS 6 Euganea, come le altre aziende ospedaliere, oggi ha fatto il punto della situazione sulle case
di riposo. Allora ecco i dati nell'ULSS Padovana. La situazione oggi è che le case di riposo interessate da numeri di pazienti, di ospiti ricoverati positivi al coronavirus sono su 37. Oggi quelle interessate sono 7. Alle 4 case di riposo che già presentavano criticità se ne aggiungono altre 3, la casa di riposo Bonora di Campo San Piero, il CRA di Cittadella e la casa di riposo di Bovolenta. In totale sono 358 gli ospiti delle case di riposo padovane risultati positivi, 310 sono ancora nelle strutture di riferimento, 46 sono invece ricoverati negli ospedali del territorio. Il conto dei morti è arrivato a 52, una mortalità del 14%. Le persone che sono venute a mancare sono 52, che rappresentano circa il 14% delle persone interessate. Per me questa è una percentuale molto anche importante, tenendo conto che l'aspettativa di vita in generale degli over 80 è un po' la popolazione appunto media che abbiamo appunto in casa di riposo, viaggia a livello nazionale sul 25-30%, quindi il fatto di riuscire a tenere appunto una percentuale così bassa, sperando che rimanga appunto tale, è secondo me anche un motivo di speranza, in maniera tale anzitutto proprio nei confronti appunto dei nostri anziani. Kit rapidi, isolamento e unità di supporto, le soluzioni messe in atto dall'azienda Euganea. Se in 7 case di riposo la diffusione dei contagi ha numeri notevoli, in provincia ci sono anche altri casi con numeri più bassi. Sono 15 in tutto, ma se vado a vedere le positività ci sono un caso positivo di un ospite, 2. È chiaro che anche in questi casi è importantissimo l'intervento organizzativo che abbiamo detto prima, per evitare che questo unico caso possa diventare la diffusione all'interno dell'intera struttura. Così allora il direttore generale dell'ULSS 6 Euganea Scibetta. Poi c'è l'altro fronte, quello ad esempio della Marca Trevigiana. Allora entro martedì prossimo tutti gli ospiti e gli operatori delle case di riposo trevigiane saranno sottoposti al test Covid-19, lo ha annunciato sempre nella diretta Facebook, lo dicevamo oggi, tutti i direttori erano collegati via Facebook per fare il punto della situazione, lo ha annunciato il numero 1 della sanità trevigiana, Francesco Benazzi. Screening completo delle case di riposo con test su tutti gli 11.673 tra ospiti e operatori. In diretta a Facebook il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi annuncia che verrà completato entro martedì della prossima settimana. La nostra idea è di chiudere tutto in 7 giorni. Abbiamo sostanzialmente all'oggi testato 1.872 tra ospiti e ovviamente operatori. Complessivamente ne mancano 9.801 su 11.673 complessivi. Faremo circa 1.500 test rapidi al giorno. La reale situazione degli istituti si avrà solo a screening completato, aggiunge Benazzi, invitando a trarre eventuali conclusioni solo alla fine. Qualcosa però già dice il campione attualmente disponibile. Abbiamo sempre una positività che va dal 7-8% degli operatori e ovviamente si è molto abbassata, come dicevo, diluendo ovviamente il numero di persone, di ospiti che vengono testati, si è abbassata sotto il 30%. Al Cesana Malanotti di Vittorio Veneto la situazione è più complessa e il più impegnativo dei focolai negli istituti di riposo trevigiani. Abbiamo avuto la disponibilità da parte di 3 cooperative dell'ULSS. Abbiamo fatto il bando che scade il 10, ma già da oggi 25 OSS e 3 infermieri hanno fatto domanda. Abbiamo avuto la disponibilità dal Suonense del San Camillo per avere 14 operatori. Saremo in grado di sopperire e di aiutare le case di riposo che sono in difficoltà dal punto di vista degli operatori. Una situazione causata anche dall'iniziale carenza di mascherine fondamentali negli spazi chiusi per contenere il contagio. Abbiamo avuto un mese di panico totale. Benazzi conclude con i numeri rilevanti dell'attività dello Spisal per verificare il rispetto delle norme di sicurezza e del distanziamento tra lavoratori. Noi abbiamo testato 2.054 ditte con 42.669 lavoratori,
che hanno fatto un grandissimo lavoro e sono andati, come dire, a educare, a fare prevenzioni all'interno delle aziende, proprio nella logica poi futura di, se dovessi più lentamente riaprire, avere anche la possibilità di avere testato un numero così importante di aziende. Andiamo a Roma, dove c'è in corso la conferenza stampa del capo della Protezione Civile Borrelli. Sentiamo cosa sta dicendo. Degli ospedali, quelle che sono all'interno dei penitenziari. Voglio dare anche un'altra notizia. Nella serata di ieri ho firmato un'ordinanza di protezione civile che prevede l'istituzione di un fondo per destinare provvidenze nei confronti dei familiari, dei sanitari che sono deceduti durante questa emergenza. Si tratta di un fondo che è alimentato dalla famiglia Della Valle. Voglio ringraziare il dottor Diego Della Valle che si è fatto promotore di questa iniziativa che noi abbiamo prontamente condiviso e che porteremo avanti nei confronti di tutti coloro i quali sono rimasti orfani e sono rimasti senza un proprio familiare che era impegnato nelle attività sanitarie in favore della popolazione. Questa mattina voglio anche ricordare che è arrivato un aereo di attrezzature, di dispositivi di protezione individuali donato dal governo cinese all'Europa e grazie al meccanismo unionale di protezione civile, il meccanismo europeo di protezione civile, questi dispositivi di protezione individuale sono stati interamente trasferiti al nostro Paese. Quindi ringrazio per questo bel gesto di solidarietà. Poi permettetemi di ricordare che oggi per me è una data indimenticabile, come per molti aquilani e abruzzesi. Ricorre l'11° anno dal terremoto del 2009, un terremoto che ha provocato 309 vittime e ha provocato decine di migliaia di sfollati. Quest'anno non ho potuto partecipare alla fiaccolata che ogni anno si tiene in occasione della ricorrenza, non abbiamo potuto partecipare tutti quanti alla fiaccolata. Io voglio stringermi nel silenzio del ricordo alle famiglie delle vittime, agli aquilani e voglio anche ricordare tutti quanti i soccorritori che nel corso dell'emergenza sono intervenuti in numero assai cospicuo. Io mi fermo qui, darei la parola al professore Richeldi. Prego, professore. Grazie, dottor Borrelli. Un rapido commento. Prima del commento, col suo permesso, vorrei salutare un collega e un amico. Il dottor Nicola Magrini, come sapete dagli organi di stampa, ha avuto una diagnosi di infezione da coronavirus e quindi è isolato. Lo saluto a distanza, ho avuto modo di scambiare qualche messaggio con lui, l'ho trovato in ottima forma sia fisica che psicologica, sta continuando a lavorare. Sapete, il dottor Magrini è il direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco ed ha un ruolo ed una responsabilità cruciali nella ricerca di nuovi farmaci e nuovi interventi per il controllo di questo virus. Quindi credo che a nome della Commissione tecnico-scientifica e a nome di tutta la comunità lo salutiamo e gli auguriamo una prontissima guarigione. I dati di oggi ci confermano sostanzialmente il trend che abbiamo visto ormai da qualche giorno e è un trend certamente che conforta nel vedere una efficace misura di contenimento della diffusione dell'infezione virale. Se guardiamo i dati su base settimanale, quindi guardiamo lunedì 30 marzo e lunedì 6 aprile, confrontando ad esempio il numero dei ricoverati abbiamo una riduzione di oltre il 90%, essendo andati da 409 a 27. Questo trend è confortato ovviamente da un andamento che è molto importante, che è quello dei ricoverati nelle terapie intensive. Come sappiamo, le terapie intensive hanno rappresentato un po' il punto cruciale di questa epidemia, perché molti pazienti avevano bisogno di terapie intensive. Avevamo un saldo positivo di 75 ricoverati in terapia intensiva il 30 marzo, abbiamo un saldo negativo di meno 79 ricoverati in terapia intensiva oggi, quindi 79 persone che sono state dimesse dalle terapie intensive.
Un trend un po' meno forte si vede anche sui decessi, questi decessi purtroppo si concentrano ancora per il 50% in un'unica regione che è la Lombardia, che come sapete ha avuto il maggior numero di casi, il maggior numero di decessi, ma comunque su base settimanale vediamo una diminuzione superiore al 20% anche nel numero dei decessi e vediamo che durante questa settimana sostanzialmente il numero è andato sempre calando, anche se in misura meno significativa rispetto ai ricoverati e ai pazienti in terapia intensiva. Ricordo che i decessi fotografano una situazione di pazienti che sono stati ricoverati qualche settimana fa nelle terapie intensive e nei reparti e quindi hanno bisogno di tempo per calare in maniera più significativa rispetto a quelli che sono i ricoveri o quelle che sono le terapie intensive. Un ultimo commento che vorrei fare: è chiaro che questi dati sono dati confortanti, come già detto più volte e come già ribadito dalla Commissione tecnico-scientifica, come ribadito dal Ministro e come ribadito sostanzialmente da tutte le persone coinvolte. Questi sono gli effetti di contenimento che vediamo dalle misure che sono state implementate qualche settimana fa e che sono state prolungate fino alla data del 13 di aprile. Quindi questi sono gli effetti principalmente di quelle misure di distanziamento sociale che sono state messe in atto. L'avere riscontrato questo effetto ovviamente ci deve rafforzare ancora di più nel mantenimento di queste misure. Ovvio che le decisioni dopo il 13 aprile saranno decisioni prese a livello politico, sentito il parere della Commissione tecnico-scientifica, ma credo che abbiamo sotto gli occhi tutti noi, in maniera abbastanza rassicurante e confortante, il risultato dei nostri sforzi quotidiani. Così allora in questo momento avete sentito le parole nella conferenza stampa e quindi un po' confermano quello che è il trend a livello nazionale, a livello anche regionale ed è estremamente legato questo contenimento del contagio e questi dati alle misure, alle restrizioni. Allora, a proposito di questo, parliamo ad esempio di Treviso con il calcolo, la fotografia di transiti la settimana che sono passati da 625.000 a 259.000 a Treviso, ma negli ultimi giorni questo trend di transiti è di nuovo in salita e quindi la polizia locale annuncia una stretta. Dobbiamo sicuramente potenziare i controlli perché qualcuno sta mollando. Città deserta o quasi, o meglio ancora non sempre. La polizia locale di Treviso ha analizzato i dati dei passaggi sotto le 20 telecamere di sorveglianza comunali dall'8 marzo, quando è scattato il blocco totale, a oggi. Da 625.000 i transiti sono scesi a 259.000. C'è stato un abbattimento quasi del 50% rispetto alla prima settimana, però c'è stato un leggero incremento negli ultimi giorni dell'ultima settimana. C'è dunque chi è iniziato a eludere il divieto di rimanere a casa. Stando ai numeri, succede, contro ogni logica, nel fine settimana o a ridosso, a esclusione della domenica, dove dai 103.000 transiti del 15 marzo si è arrivati a meno di 10.000. Nella giornata di ieri ci sono state 9.000 transiti, ci sono stati 9.000 transiti rispetto ai 100.000 circa della prima domenica di marzo. Quindi direi veramente i cittadini di Treviso si sono comportati molto bene. Quello che ci preoccupa è il 12% in più di sabato scorso rispetto al sabato precedente. Quindi dovremo intensificare sicuramente i controlli in certi giorni. Quello che emerge in modo particolare è che l'incremento è su 4 zone, su 4 portali, quindi oltre a fare i controlli naturalmente su tutto il territorio, intensificheremo i controlli anche e soprattutto in quelle 4 zone. Il comandante non rivela quali siano, ma si deduce che ingresso e uscita dalla città avvengono su direttrici che non sono quelle consuete. Non dobbiamo operare o uscire cercando di circuire i controlli, dobbiamo rimanere a casa, questo è l'obiettivo principale. Così a Treviso, dove peraltro è stata firmata oggi l'ordinanza del sindaco Mario Conte, che il sindaco Mario Conte per primo aveva annunciato proprio da noi in diretta venerdì scorso nel nostro telegiornale. È stata firmata oggi l'ordinanza che di fatto impone l'obbligo di uscire dappertutto, insomma in giro per la città, con il volto protetto, quindi bocca-naso, con le mascherine,
o in alternativa, se non si hanno le mascherine, con un foulard. E quindi da domani entra in vigore, sarà obbligatorio, entra in vigore perché l'ordinanza è stata firmata oggi. Intanto a Bassano, ad esempio, c'è chi ha pensato di fare una passeggiata nel cantiere del Ponte Vecchio. A passeggio sulla Tura, passando sotto il Ponte Vecchio di Bassano. Questo video è stato registrato da un nostro telespettatore che ha notato l'anomala scena sabato sera. Come vedete, questi due individui camminano, corrono assieme al cane in pieno cantiere, in piena zona interdetta e non addetti ai lavori di ristrutturazione dello storico ponte. Da capire come abbiano fatto a entrare in quest'area, commettendo in un colpo solo diverse contravvenzioni, a partire dall'ultima, cronologicamente parlando, relativa alle limitazioni sugli spostamenti post dall'emergenza coronavirus, con la possibilità di allontanarsi dalla propria abitazione non oltre i 200 metri, a quelle del divieto d'accesso in area di cantiere. Chi ha girato queste immagini ha subito avvertito le forze dell'ordine, ma la coppia se n'è andata prima che arrivassero. Il nostro telespettatore è riuscito comunque a riprendere i due mentre salivano su un furgone bianco, vedete, andandosene a forte velocità lungo via Volpato. Un minuto soltanto prima di salutarci, fra poco vi lascio al telegiornale del Veneto, poi ci sarà come sempre il telegiornale di Venezia, poi il telegiornale di Treviso, la edizione straordinaria dalle 20 alle 21, poi alle 21:15 Ring. Come ogni lunedì, questa sera tra gli ospiti di Ferdinando Avarino, Giorgio Palù, il virologo Giorgio Palù e il professor Palù, quindi importantissimo per capire anche l'avvio dei test serologici, e poi il sindaco di Padova Sergio Giordani, il sindaco di Treviso Mario Conte, i consiglieri regionali Alberto Villanova della Lega, Erika Baldin del Movimento 5 Stelle. Questi sono solo alcuni degli ospiti che avrà questa sera, ovviamente in diretta Skype, il nostro Ferdinando Avarino a partire dalle 21:15 a Ring. Siamo davvero in chiusura di questa seconda parte dell'edizione straordinaria. Vi lascio al telegiornale del Veneto fra pochissimi istanti.